Allora, Presidente Cazzaro, la dottoressa ha parlato di bisogni fondamentali, cioè la casa risponde a dei bisogni fondamentali, di simboli, cioè ogni stanza ha una sua simbologia, risponde a certe esigenze e di responsabilità, di grande responsabilità che sempre più assume chi si occupa del progettare, del costruire un'abitazione. Per tanti anni purtroppo, lo sappiamo, chi ha costruito l'ha fatto per far soldi sostanzialmente, perché si sono tolti spazi indispensabili. Basta pensare che le case adesso non hanno neanche più l'ingresso dove magari si potrebbero lasciare le benedette scarpe, ma neanche quello c'è più, non si sa dove mettere gli armadi, insomma non sono stati spazi veramente abitativi, ma ognuno ha comprato sulla base di quello che poteva fare e si è in qualche modo adattato agli spazi proposti non sempre con grande soddisfazione. Questa è una responsabilità che è stata in capo ai costruttori. Io lo dico perché lei è presidente dei costruttori. So che voi avete cercato il possibile di cambiare già rotta, però lei adesso rappresenta la categoria. No, assolutamente. Allora, capiamo subito una cosa, allora, non per sganciare, allora, il tema è questo. Nel nostro mondo, fino a qualche anno fa, la figura preeminente non era il costruttore, era un immobiliarista che metteva là 2-3 lire, nessuna conoscenza, posta capacità, l'unico obiettivo era portare a casa la marginalità dell'operazione. Di conseguenza non aveva neanche la conoscenza e la competenza per capire se l'architetto ha fatto un progetto valutato, se ha fatto una sciocchezza. Vedeva quante camere, quanti bagni, quanti metri, quanti soldi. Okay? Se mi permettete, e questa è una visione, tutte le società che finito il condominio venivano messe in liquidazione, di conseguenza saluti e figli maschi, è molto diversa la posizione delle imprese professionali, perché tutto sommato sono aziende che sono là da generazioni, che non hanno assolutamente l'interesse di mettere sul mercato cose non di livello per il semplice fatto perché sono sul mercato e rimarranno sul mercato. Perché non per niente le aziende di successo adesso, anche padovane, sono aziende di costruttori storiche e che hanno un know-how per poter dare questo tipo di caratteristiche, mi seguite? Perché se uno di mestiere vende banane non può capire cos'è un filtro F7 per l'aria, scusatemi. Non lo sanno neanche la maggior parte dei nostri professionisti. Allora, qual è il tema? Il tema di fondo è che questa è una cultura che cresce e macina col tempo, con la ricerca, con gli anni, con un know-how che è proprio dell'azienda che ce l'ha, che te lo metti in endovena. Non è possibile che 3 amici mettono 100.000 euro a testa e inventano qualcosa. Diciamo che questo tipo di imprenditori con lo tsunami dal 2008 in avanti è pressoché sparito, disintegrato. Non per questo dico che tutte le gru che girano costruiscono cose fatte bene, però diciamo che il livello si è molto alzato, decisamente molto alzato. Anche perché la casa è diventata una cosa complessa. Io con te, non so su che altra trasmissione abbiamo detto che le case che demoliamo adesso di 50 anni fa sono fatte di 10 cose, quelle che facciamo adesso sono fatte di 100 cose, perché sono molto più complicate, molto più, diciamo, performanti e hanno necessità diverse. Andando sul tema della salubrità, sono moltissimi anni che l'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, ha definito la sindrome da edificio malato. Mi fermo 2 scalini prima della Donatella, io parlo proprio di questioni di carattere fisico, costruttivo, di inquinamento ambientale, di rumore, di luci sbagliate, cioè, mi seguite? Cioè, parliamo di questo, qua parliamo proprio dell'ABC, parliamo di gente che non ha ricambi aria, che ha umidità dentro le case, che non ha, cioè, parliamo di cose che oggi come oggi non si fanno più, non sono più, cioè già la casa di adesso, recente, è su un altro pianeta solo di quella di 20 anni fa, ma intendo un altro pianeta. Per cui, per esempio, prendo stimolo, il bagno è un luogo di rigenerazione, è l'unico spazio della casa che bene o male diciamo, è accettato chiuderlo a chiave quando uno c'è dentro, al di là di qualsiasi cosa, e dove non lo posso inquinare con lavatrici, asciugatrici o detersivi, mi seguite? Di conseguenza anche nella progettazione noi non la chiamiamo più lavanderia, li chiamiamo spazi tecnici, servono per tenere, come dire, integri gli spazi che sono a disposizione, che sono quelli di recupero. Come pure quando noi facciamo un soggiorno c'è uno spazio dell'attività che potrebbe essere il pranzo, è uno spazio della rigenerazione, del riposo che può essere il divano, che è un'esposizione alla luce diverso del pranzo.
mi seguite? Cioè lo metto un po' più dietro e lo metto un po' più davanti invece il tavolo verso la luce importante che è magari quella che dà sulla terrazza. Di conseguenza ci sono tante situazioni che nascono con le sensibilità. Poi il tema è che, essendo a contatto con i clienti, scambiando dei ragionamenti, io mi ricordo che 10 anni fa, quando dicevo ma guarda, per una questione di campi elettromagnetici non ti faccio passare i fili elettrici sotto il letto, la gente mi guardava e diceva ma cosa sta dicendo questo qua, mi segui? Cioè ci sono una serie di accorgimenti che sono anche tutto sommato a costo zero, che fa parte delle buone pratiche del costruire. Cioè, secondo me poi importantissimo il rapporto con il verde. Quello che diceva oltre la siepe la dottoressa. Assolutamente, no? Per cui io ho avuto un'esperienza molti anni fa di una coppia di giapponesi che è venuta a vedere un appartamento. Io ho imparato tantissimo perché su un'ora e mezza di visita hanno guardato solo fuori dalle finestre, cioè non hanno neppure capito cosa c'era dentro, loro hanno guardato solo gli affacci, vedere il sole, vedere come, tanto per dire, per cui la cultura dell'abitare radicata e interpretata in maniera diversa. C'è grande mattinata quella, me la ricordo ancora, per cui sì, onestamente, non per niente noi ovviamente quando fai una progettazione, esposizione al sole, come irraggia, eccetera, anche in questioni di luce, la gestione della luce naturale, evitare gli abbagliamenti, perché la luce può essere poca, ma può essere anche troppa, e ha effetti diversi, mi seguite, di conseguenza. Certo, beh, caspita, lo sappiamo bene. Tantissime situazioni di questo genere, però facendo un passo indietro, oggi come oggi, la casa deve essere costruita con le finiture, con materiali salubri, che non rilasciano inquinanti in ambiente, deve avere una gestione dell'aria, che non può essere lasciata all'apertura delle finestre, e deve avere assolutamente dei livelli acustici, che non ci sono discorsi, perché non possiamo avere cioè, la casa, il condominio deve essere un insieme di case autonome, singole, anche per il rumore. Cioè, questo è un po' la logica. Ovvio che una casa fatta 30 anni fa, qua siamo già... La signora va fuori a cena, mette il tacco 12, lo sente tutto il condominio, per essere chiari, mi seguite il discorso, per cui oggi come oggi abbiamo tecnologie tali da poter assolutamente dare delle situazioni, ti dico una piccola sciocchezza, siccome tutto sommato abbiamo delle frequenze in hertz che non riusciamo a fermare o ad abbattere più di tanto, abbiamo fatto gli studi per creare un fluscio di fondo nell'appartamento in maniera artificiale, per neutralizzare questo, perché ovviamente il tuo orecchio sente il differenziale del rumore, cioè la differenza tra rumore di fondo e rumore di picco, d'accordo? Per cui se tu sei a Milano, anche a mezzanotte ci sono 85 decibel di base, se sei ad Asiago in centro ti dà fastidio il torrente, di notte, mi segui il ragionamento. Certo. Questo è un po' il tema, per cui diciamo che le soluzioni ci sono, ovviamente bisogna che chi fa questo mestiere abbia l'assoluta sensibilità / competenza per affrontare tutti i termini. Cioè, su questo ci siamo assolutamente, insomma. Ecco, infatti lei proprio per sensibilizzare gli addetti ai lavori, tra virgolette, insomma i costruttori vari, sta cercando di attuare questa collaborazione con la dottoressa Caprioli, che richiamo in causa. Ecco, dottoressa, anche rifacendomi un po' il discorso del Presidente, i materiali impiegati, ci sono materiali che sono più idonei a rispondere, cioè rispondono anche meglio al nostro modo di sentire oggettivamente, non so, i calori dei legni, anziché delle pietre naturali o colori di un certo tipo, al di là delle mode che possano esserci, che possono spingere verso certe scelte, ma che in realtà potrebbero essere poi fuorvianti per un vivere sereno, dico. Certo, ma io penso che chiaramente tutti quelli che sono i prodotti, i materiali naturali sono sempre i migliori, no? Pensiamo solo al legno per mettere il piacere del tatto, no? Di ritrovare questo senso del nostro corpo che rimbalza sulle cose che tocchiamo. E quindi tutti i materiali naturali, penso al lino, penso appunto a quello che non è contraffatto. Parlavo con Mauro che mi parlava dell'ultimo progetto e mi diceva dell'odore che avevano messo del legno che è scelto apposta per il cirmolo, il cipresso, per l'odore.
l'odore naturale. Adesso siamo in case che sono un po' falsificate e basta mettere un odore finto, no? Ma allora dobbiamo anche scegliere su dove vivere, come vivere. E allora la scelta dei materiali, io dico sempre quelli naturali e quelli che sono fatti bene, e poi naturalmente è molto soggettiva, non è che possiamo imporre le scelte. Quello che mi aggancio, quello che dice il Presidente, è che il lavoro che bisogna fare e che non si è mai fatto, secondo me, c'è appunto l'impresario che fa il lavoro al massimo, ecco quello che ha detto lui sull'attenzione alla luce, all'aria, al rumore, perfetto. Però ci vuole anche un'educazione del cliente, cioè il cliente lo sa, il cliente sa quello che vuole. Ecco, manca quel passaggio, secondo me, che metta insieme la tecnica ad altissimo livello, e questo ci vuole, e questa è la ricerca, diciamo, del costruttore, questo, ma anche la consapevolezza del senso dell'abitare. Cioè ci vuole mi permetta, un'educazione a capire, forse anche una formazione, anche non solo per l'architetto, ma anche come porre il messaggio. Quale casa vuoi? Di che cosa hai bisogno? Molto spesso il cliente non lo sa, prende un po' a scatola chiusa, ma io credo che si debba andare un pochino più a fondo, offrire non solamente la tecnica e il manufatto all'avanguardia e con più attenzione, insieme anche alla consapevolezza del perché si è fatto così e poi anche di quello che il cliente vuole. Cioè il cliente deve dire, deve capire perché sceglie quella casa. Magari qualcuno gli faccia la domanda, ma perché vuoi questa casa? Che cosa ti è piaciuto di questa casa? Ci vuole una cultura della consapevolezza dell'abitare, quello io parlo di psicologia dell'abitare, perché quando uno sceglie ed è consapevole, vive bene. Sì. Quindi è interessante questa cosa anche per gli architetti. Gli architetti sono spesso gli intermediari, ma non fanno la domanda o fanno quello che vogliono loro, e quelli non sono i bravi architetti, oppure devono capire che devono fare da ponte tra dei bisogni che molto spesso sono anche inconsapevoli per lo stesso cliente, un po' come succede per me con i miei pazienti, no? Non è che si danno consigli, si ascolta. Ecco, un ascolto del cliente e anche una restituzione poi attraverso la casa, attraverso il lavoro che si fa di un manufatto che è veramente sentito. Quindi a questo punto servirebbe anche o il supporto di figure specializzate che possono fare da intermediario, quindi ascoltare le esigenze del cliente, trasformarle per i costruttori, o una formazione, che però è anche difficile, sensibilizzazione del costruttore stesso che fa questa specie di colloquio un po' più approfondito per cercare di interpretare quello che il cliente desidererebbe. Non è che il costruttore o l'architetto debba fare lo psicologo, ma no, fa già. No, infatti, però deve interpretare. Lo fa già in realtà, è che non ha gli strumenti, lo fa già, un architetto fa già lo psicologo, cioè è chiaro che deve interpretare, però non ha gli strumenti. Io credo che certe cose, ovviamente, proprio il significato simbolico della casa, i corridoi per esempio, servono, sono proprio dei cordoni ombelicali da una stanza all'altra, non bisogna eliminarli, le stanze, quello che lei dice, le entrate, no? Non è solo per togliere le scarpe che serve, ma anche per lasciare il fuori. Sì, no, io ho fatto la battuta, ma perché proprio pragmaticamente te ne rendi conto adesso, ma è un modo per dare un po' di spazio all'entrata, all'intimità del soggiorno, della sala, no? Invece adesso entri subito in sala. Cioè esatto. Ma tutte queste cose vanno anche con le cose pratiche, perché devono essere così, non è non devono essere artificiali. Però quando il cliente lo sa, ci abita meglio. Quando il cliente capisce quali sono i suoi bisogni, lì ci vuole l'intermediario anche, perché scelga un appartamento piuttosto che un altro, è molto meglio, si restituisce qualcosa che calza a pennello, capito? Certo. Che calza
Questo è utilissimo. Presidente Cazzaro, queste cose, queste esigenze e questi desiderata sono realizzabili anche per l'uomo qualunque, tra virgolette, perché certo che se una persona ha tanti soldi si fa la sua bella villa come desidera, si fa con l'architetto, insomma con tutta una certa progettualità, però in realtà bisognerebbe diffondere questo modo di vivere bene, il meglio possibile per qualsiasi cittadino, anche nella piccola abitazione. Sì, allora, ascolta, cos'è il mercato oggi? Il mercato oggi, forse qui in Veneto un po' meno, però a livello mondiale è l'inurbanesimo, è entrare in città. Anche qua, diciamo, la visione è avere i servizi, essere a contatto, avere la socialità. E se vogliamo dire, dal periodo della casa aperta fuori, adesso la grande richiesta è avere degli appartamenti con caratteristiche e prestazioni di comodità, ovviamente ognuno a suo livello, no? Okay. Ma che siano, non dico centrali, ma su zone molto servite e quant'altro. Di conseguenza la sfida è aperta, perché non è che ci sia una casa che non ha le caratteristiche. Quando dico casa dico appartamento, perché la casa singola è una cosa, è una percentuale molto molto piccola del mercato. Che ci sia questo appartamento con le situazioni di cui stiamo parlando, con un attimo gli spazi e quant'altro. Certo, il contenitore che noi costruiamo, poi ovviamente lo prepariamo e lo progettiamo senza avere davanti l'utente finale, perché io parto col progetto adesso, vado sul mercato tra una cosa e l'altra tra 2 anni e lo consegno fra 3. Adesso ho buttato la Sì, no, ma adesso mi rilaccio questo con la dottoressa, per cui ho fatto bene a sottolinearlo. Dica, dopo la dottoressa mi deve rispondere allacciandomi a questo. Allora, qual è il tema? Volevo dirti, qual è il tema? Noi dobbiamo interiorizzare quello che può essere un aspetto nostro di visione, non può essere troppo personalizzato perché andiamo a restringere un po', a ingabbiare troppo quelli che potrebbero essere i nostri clienti, no? Però ci sono dei cardini, dei punti fissi. Faccio un esempio, per esempio sulle finiture. Noi facciamo un lavoro importantissimo di preselezione delle finiture. Di finiture sto parlando di praticamente pavimenti e rivestimenti. Parlavamo prima del bagno come spazio di intimità, rigenerazione. Per esempio va moltissimo, adesso entriamo con il legno in bagno perché il pavimento dell'appartamento è tutto uguale. Il bagno non è più tutto rivestito di piastrelle, non è una macelleria, è uno spazio che alterna degli spazi rivestiti a degli spazi che sono intonacati, rasati, finiti in altra maniera, per cui diventa più una stanza, cioè dal punto di vista proprio, come dire, di percezione. Si avvicina molto alle stanze esterne, ha sì questi accessori al bidet, al lavandino che diventa un mobile, no? Ha delle luci di una certa maniera, di conseguenza, se proprio vogliamo dirlo, anche il pavimento in legno. Adesso per esempio ci sono delle finiture, delle situazioni che sono molto molto, diciamo, richieste, che c'è la percezione della vena, cioè io ci cammino a piedi nudi, no? E lo percepisco, perché parliamoci chiaro, 20 anni fa avevamo questi pavimenti in legno incollati, levigati e verniciati in opera con vernici tremende, ok? Adesso grazie a Dio vengono prefiniti, per cui tecnicamente possiamo andare a soluzioni completamente diverse di alto pregio e di conseguenza anche qua la matericità del legno è salvata, non ho più necessità di abbiamo tecnologie per cui comunque sono protetti, sono facili da tenere e non rilasciano formaldeide, tanto per capirci, di conseguenza con verniciature assolutamente naturali, e ci sono tutta una serie di accorgimenti che ci permettono di andare verso una certa indicazione. Dopo il cliente anche un attimo, diciamo che un po' ti sposa, ti sente, va a pelle, diventi il suo confidente, molto spesso accompagnato dall'arredatore su cui si crea, cioè il team è questo, okay? La cosa importantissima è fare da filtro con quelle che sono le idee o anche le cose che vorrebbe avere ma non sa di volerle avere, come dice Donatella, nel senso che il famoso discorso di dargli risposte a domande che non ti fa, per cui tutto sommato tecnicamente butto là a cavallo di battaglia,
noi abbiamo la necessità di fare la raccolta differenziata e questi 5 bussolotti di 5 colori diversi finiscono inesorabilmente in terrazza. Quindi la mia bella terrazza così sognata al secco, l'umido, alla plastica, al vetro, per cui tu devi in qualche maniera pensare che c'è uno spazio anche per questo, non può essere ma da qualche parte le metto. E come le tue scarpe sull'ingresso, giusto? Il giapponese entra, ma non entra senza aversi tosto le scarpe. No, adesso abbiamo il Covid che ti dice togliti le scarpe. Vabbè, dai, lo sapevamo un pelo prima che fosse tutto sommato, ecco, queste sono le sensibilità che sono cresciute e che secondo me, ribadisco, c'è un grande scambio di esperienze, visioni tra chi è nel settore, non in maniera saltuaria ovviamente. Sì. La interrompo un attimo, Presidente, andiamo in pubblicità, poi ritorniamo insieme e poi passo la parola nuovamente anche alla dottoressa, perché lei ha tirato fuori alcuni aspetti molto pragmatici però che ci fanno andare anche oltre, quindi restate sempre con noi, pubblicità pochi secondi, ritorniamo insieme.